Allora, buongiorno a tutti, buongiorno anche a tutti coloro che sono collegati da remoto. E con il seminario di oggi chiudiamo il primo ciclo dei seminari del lunedì. Chiudiamo con i fuochi artificiali col direttore di Veneto Lavoro Tiziano Barone. Cominceremo, lancio subito, mi riferisco in particolare ai gruppi, con il secondo ciclo già nella seconda metà di giugno. Temi di diritto parlamentare, controllo della spesa, i primi due incontri sull'articolo 81 annessi e connessi, e poi dall'autunno riprenderemo col diritto parlamentare. Do subito la parola, benvenuto al dottor Barone. Viene a parlare uso quello. Sì, sì, sì. Bene, grazie dell'invito e questa occasione per Veneto Lavoro per me è molto importante perché il dialogo istituzionale rispetto alle attività che noi svolgiamo come ente strumentale è importante proprio per almeno individuare gli oggetti più importanti su cui vale la pena ecco, ci siamo. Due parole prima di iniziare rispetto a questa prima slide che vedete, che illustra la fotografia del mercato del lavoro. Due parole per dire che cos'è Veneto Lavoro. Veneto Lavoro è l'agenzia strumentale della regione e dal 2019 ha in gestione tutto il sistema dei centri per l'impiego che è stato trasferito dalle province alla regione e a Veneto Lavoro. Quindi Veneto Lavoro principalmente si occupa di servizi al lavoro, dei servizi pubblici per il lavoro e della collaborazione con i servizi privati, che sono una parte importante del sistema delle politiche attive proprio perché sono i soggetti che principalmente erogano i servizi di politica attiva in regime di accreditamento, quindi con la verifica da parte nostra. Se dovessi dare un'idea di che cos'è Veneto Lavoro è l'infrastruttura che si occupa di migliorare il mercato del lavoro. È come se fosse un sistema di autostrade che fa funzionare, fa circolare meglio gli operatori all'interno della propria struttura. L'infrastruttura è divisa in tre parti: un'infrastruttura informativa che riguarda tutti i sistemi informativi, che vuol dire tutte le assunzioni che vengono fatte nella nostra regione transitano attraverso i sistemi di Veneto Lavoro, tutto l'accesso alle politiche attive, vuol dire ai tirocini, a Garanzia Giovani, al programma GOL, transitano attraverso i nostri sistemi. Quindi un primo strato è l'infrastruttura informativa. Poi c'è l'infrastruttura organizzativa che riguarda i 40 centri per l'impiego e i 15 poli territoriali, uffici periferici che stiamo gestendo, al fine di poter mettere più vicino possibile al bisogno delle persone il servizio di attivazione. La terza infrastruttura è quella conoscitiva, ovvero dai dati amministrativi che sono appunto relativi al ciclo di vita del lavoro o al ciclo di vita delle politiche attive, noi raccogliamo informazioni che descrivono che cosa sta accadendo sul mercato del lavoro dal punto di vista sia dei fenomeni più semplici, l'occupazione, la disoccupazione, sia dal punto di vista dell'impatto sull'economia e quindi andando a vedere i vari settori. Se dovessimo dire alla fine che cosa fa Veneto Lavoro, la missione di Veneto Lavoro è l'attivazione delle persone che non hanno lavoro e la possibilità delle imprese di trovare risorse umane disponibili, utili al proprio ciclo produttivo. Quindi il compito di Veneto Lavoro è l'attivazione delle persone e l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Questo è lo scopo della nostra organizzazione.
Mi è stato chiesto di dare una visione di quello di che cos'è il mercato del lavoro nella nostra regione e di come è cambiato. Seguirò un percorso che individua i principali fattori di cambiamento e poi alcune caratteristiche tipiche della nostra regione. Io credo che l'elemento, diciamo, del cambiamento come compagno di viaggio della vita delle imprese, dei lavoratori, ma anche delle istituzioni, è l'elemento più caratteristico di questi dal 2008 in poi. Fare i conti con il cambiamento è la partita più rilevante che tutti hanno, sia pubblici che privati, imprese e persone. Da questa slide vedete con i dati del 2022, quindi fine dicembre, come siamo in regione. Siamo 4 milioni e 8 di residenti, la popolazione in età lavorativa 15-64 anni di 3 milioni e 100, gli occupati sono 2 milioni e 100, con un tasso di occupazione del 67,8, quasi 68%. Più di 2 persone su 3 risultano impegnate in un'attività lavorativa. C'è qui subito da mettere in evidenza una differenza tra il tasso di occupazione maschile e femminile. Come vedete, il maschile è robusto, 75, quasi 76%, quello femminile si attesta al 59,8-60%. Questo elemento, diciamo, del fattore femminile lo teniamo come elemento utile poi alle considerazioni da fare sulle politiche. Abbiamo detto che erano 2 milioni e 100 più o meno gli occupati. Sono fatti questi 2 milioni e 100 da una parte che è di lavoro dipendente e una parte di lavoro indipendente. La parte indipendente è di circa 500.000 persone e con i settori, come vedete, legati prevalentemente ai servizi, industria e agricoltura. La parte invece dei lavoratori dipendenti, come vedete, quasi il 78%, quindi insomma una parte rilevante, insomma i 3/4 dei lavoratori dipendenti, l'85% ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il 15% ha un contratto di lavoro a tempo determinato e circa il 19, diciamo il 20% sono occupati part-time. Quindi è un dato interessante questo da tenere presente sempre come elemento su cui lavorare in termini di politiche. E quindi quando si parla di lavoro a termine, bisogna distinguere tra la fotografia complessiva di quanti sono i lavoratori a termine oggi, che sono appunto il 15% del complessivo, a quanti invece sono quelli che entrano. E quindi bisogna distinguere la dinamica di flusso con la dinamica di stock di fotografia. E su questo poi faremo ulteriori osservazioni. Sul versante invece della ricerca di occupazione, fine 2022 le persone in cerca di occupazione erano 94.000, divise tra 42.000 maschi e 52.000 femmine. Quindi 94.000 sono i disoccupati registrati dall'Istat con la rilevazione trimestrale delle forze lavoro a fine dello scorso anno. Noi però normalmente consideriamo anche una parte dei lavoratori che sono fuori dalla forza lavoro e sono cosiddetti scoraggiati. In questo caso il numero degli scoraggiati, la quota degli scoraggiati a fine 2022 era di 92.000. Quindi complessivamente, quando noi diciamo quanti sono i disoccupati nella nostra regione, il perimetro più grande è la somma dei due, 94 più 92, 198.000. Questo è il perimetro con cui noi ragioniamo in genere per fare le stime rispetto al bisogno. Ecco, tenete conto che
i 94.000 erano 140.000 come valore di persone che si sono iscritte nel sistema dei centri per l'impiego nel 2022. Quindi il dato della disoccupazione può non coincidere con il dato della disoccupazione amministrativa che noi gestiamo, ma questo poi potrebbe essere oggetto di approfondimento. Se andate poi sul nostro sito di Veneto Lavoro, nella parte osservatorio, trovate tutta una serie di punti di contatto interessanti, tra cui anche una tabella sugli indicatori principali. Noi ogni mese aggiorniamo questa tabella che ci dice sostanzialmente i dati generali dell'economia e del lavoro. È interessante da questo punto di vista riprendere almeno alcuni di questi. Il tasso di occupazione 15,64, che è 67,8 come abbiamo visto prima, e con una media dell'Unione Europea del 70% e con una media italiana del 60%. Quindi noi siamo un po' più avanti rispetto all'Italia, in linea più o meno con l'Europa, però siamo un po' più indietro rispetto ad altre regioni della nostra Europa. Il tasso di disoccupazione, come vedete, a fine 2022 è del 4,3%, nel 2018 era del 6,6%, quindi siamo migliorati dal punto di vista del peso della disoccupazione. Gli occupati complessivamente nel 2022 erano 2.100.000. Qui vedete appunto i dati di prima con gli indipendenti, i dipendenti, i tempi a tempo determinato, gli occupati a tempo determinato, e poi i disoccupati, i 94.000, e gli inattivi, i 92.000 sotto. Quindi da questa tabella potete, chiunque acceda sui nostri sistemi può recuperare i dati essenziali per avere una visione sintetica dei fenomeni che caratterizzano il mercato del lavoro nella nostra regione. Noi andremo a modificare nei prossime settimane questa tabella, introducendo anche dei confronti con alcune regioni, perché crediamo sia importante tenere sempre vivo il confronto tra le regioni, diciamo, competitive come la nostra, sia nel nord Italia ma anche dell'Europa. Qui infatti vedete sulla sinistra il tasso di occupazione e sulla destra il tasso di disoccupazione. Come vedete noi abbiamo, cioè ci sono regioni che dal punto di vista del peso occupazionale, cioè superare il 70%, andare quindi dal 70 all'80 come quota di popolazione che lavora, nel centro Europa e nel nord Europa lo vedete bene perché sono colorate in azzurro e in blu. Come altrettanto potete vedere come il tasso di disoccupazione sempre nelle stesse zone è migliore rispetto alla Francia, all'Italia, alla Spagna e a tutto il sud europeo. Questo per dire che è utile sempre un confronto tra regioni competitive, e su questo probabilmente anche all'interno del vostro percorso di informazione barra formazione, avere qualche elemento in più proprio nel confronto tra regioni di tipo competitivo come la nostra è utile, per farsi un'idea. Andiamo a vedere le caratteristiche principali del mercato del lavoro. La prima caratteristica che dal 2008 in poi emerge è una più veloce distruzione e ricostruzione di posti di lavoro. Qui nel grafico avete i saldi, quindi le entrate e le uscite, e ce l'avete complessivamente e per settore. Complessivamente, come vedete, dal 2008, che è
l'anno di riferimento. 2008 perché? Perché poi è cambiato il mondo dal 2008 in poi, se vi ricordate, a settembre del 2008. E noi abbiamo avuto fino a 66.000 posizioni in meno nel 2014, e poi abbiamo una forte risalita e a fine anno abbiamo recuperato più di 234.000 posizioni. Se vediamo sul lato dei settori, vediamo che i settori si sono mossi diversamente. Infatti l'industria è uscita dal meno a fine anno, no? Se vedete dal 2014 ha arrancato fino al 2021 per sfondare in qualche modo il positivo a fine anno. Nei servizi invece abbiamo avuto una impennata, tenendo conto che una parte dei servizi viene anche dall'industria, perché per esempio tutta l'area che si occupa della logistica, no? In molti casi è passata dalle attività produttive ai servizi. L'agricoltura, come vedete, è sempre rimasta in crescita, lentamente in crescita. Qui vediamo invece le tipologie contrattuali, quindi tempo indeterminato, apprendistato, tempo determinato e la somministrazione di manodopera tramite agenzia per il lavoro, che è un contratto che ha la caratteristica di essere un contratto di lavoro che ha 3 soggetti: all'agenzia, che è titolare del contratto, l'utilizzatore è l'impresa che beneficia del lavoratore, e il lavoratore, e applica i contratti della somministrazione. Nel vecchio interinale vengono applicati gli stessi contratti di lavoro, solo che con questa formula di triangolazione. Qui vediamo come la crescita dei contratti a tempo indeterminato sia importante, soprattutto dal 2017 in poi, e mentre dal 2015 è stata più caratterizzata da elementi di incentivazione come il Jobs Act, che ha dato un'impennata rilevante. Il tempo determinato va su e giù in relazione chiaramente anche a come procede il tempo indeterminato, e anche lì il fattore chiave sono le riforme, cioè in termini di costi del tempo determinato. Tenete conto che come logica di politica, la logica su cui si sta andando è che il tempo determinato, essendo un'eccezione nel senso che il contratto prioritario è il tempo indeterminato, il tempo determinato lo si fa in determinate circostanze, no? Per sostituzioni oppure per la stagionalità e quant'altro, la tendenza è farlo costare di più, proprio perché in questo modo si finanziano anche i costi del mancato lavoro nell'ambito del tempo determinato. Rispetto invece al genere, quindi qui vedete sulla destra come sono cresciuti in termini di saldi le posizioni di lavoro per gli italiani uomini, donne, stranieri uomini e donne. C'è da dire che le donne sono cresciute molto in termini di saldo rispetto agli uomini, le donne italiane, e lo stesso vale anche per gli stranieri uomini maschi. Qui invece vediamo all'interno dei servizi e all'interno dell'industria, per alcune tipologie, quindi commercio, tempo libero, ingrosso e logistica, servizi finanziari, terziario, altri servizi e servizi alla persona, come sono andati i saldi. Balza all'occhio subito come i servizi alla persona siano cresciuti tantissimo, no? Quindi servizi alla persona vuol dire sia l'istruzione che la formazione, e chiaramente tutti i servizi legati alla persona. Anche il commercio e tempo libero è in linea più o meno con il resto, mentre sul versante dell'industria vedete come
ci sia il metalmeccanico che spicca sugli altri settori. Il resto più o meno è in linea con una riduzione sia sulle costruzioni che hanno avuto un'impennata dal 2020 in poi, sono cresciute dal 2020 in poi, mentre sul Made in Italy siamo ancora diciamo sotto di 16.000 posizioni rispetto al 2008. All'interno del Made in Italy c'è tutto quello che conosciamo, cioè l'occhialeria e il bianco e così via. Qui andiamo avanti. Ecco, la seconda caratteristica del mercato del lavoro è, quindi la prima abbiamo visto è la distruzione più rapida del passato di costruzione, la più rapida costruzione e distruzione di posti di lavoro. La seconda caratteristica è la polarizzazione alte e basse qualifiche, cioè si entra nel mercato del lavoro tra basse qualifiche e alte qualifiche. Questa è una caratteristica che non riguarda solo la nostra regione, riguarda tutte le regioni competitive. E questo implica anche una diversa logica con cui fornire servizi e politiche, nel senso che per le basse qualifiche è fondamentale la presenza di servizi di ricollocazione, quindi di rimessa al lavoro, più rapidi possibile, e anche di servizi formativi, però principalmente di servizi di ricollocazione, mentre per le figure di alta specializzazione è necessario di più operare su servizi di mantenimento delle competenze, quindi di formazione per poter garantire appunto il livello di qualificazione. Questo è un fenomeno che è caratteristico non solo per nella nostra regione, ma anche in tutte le regioni che sono, come dicevo, di tipo competitivo. La terza caratteristica è la presenza dal 2008 in poi del cosiddetto mismatching tra domanda e offerta di lavoro. Per spiegare il mismatching riprendo il lavoro che fa il sistema delle camere, Unioncamere con il programma Excelsior, che garantisce ogni mese una stima della domanda di lavoro proveniente dalle imprese in ogni regione, in ogni provincia. Quindi è un prodotto che viene definito mensilmente e anche trimestralmente. Per esempio nell'aprile del 2023 di quest'anno erano previste 39.000 entrate nella nostra regione, quindi 40.000. Poi quando abbiamo fatto a maggio il report delle assunzioni abbiamo visto che sono state alla fine 50.000 le assunzioni, quindi vuol dire che tutto sommato la stima di Excelsior rispetto alla domanda proveniente dalle imprese è una stima interessante per capire come sta andando. E come vedete la distribuzione che loro definiscono è per altri, turismo, commercio, costruzioni, manifatturiero o altri servizi. E andando a vedere sempre, utilizzando il sistema Excelsior, quali erano le professioni più richieste, emerge appunto che i 6.550 tra esercenti e addetti nelle attività di ristorazione all'interno di impiegati, professioni commerciali e nei servizi è la quota maggiore. Complessivamente stiamo parlando delle 40.000 persone che venivano previste dalle imprese per il mese di aprile. Come vedete il peso principale è sulle professioni non qualificate
e come dimensione di impresa la parte rilevante la fa da 1 a 9 dipendenti, da 10 a 49. Mentre come aree di inserimento l'area produzione di beni e erogazione dei servizi è il 50%. Se andiamo a vedere per titolo di studio, qui ho ripreso la sintesi in cui emerge che sul livello universitario i numeri sono indirizzo economico 1130, istruzione tecnica superiore 110, livello secondario, indirizzo amministrativo 3600, qualifica e formazione, e poi se vediamo nessun titolo di studio 15.000 e rotti, quindi il titolo di studio, l'assenza del titolo di studio oppure la non evidenza di un titolo di studio è un elemento ancora caratteristico nella domanda di lavoro proveniente dalle imprese. Queste sono invece le entrate previste a livello universitario. In aprile si prevedevano 4.490 persone e qui invece andiamo a vedere la caratteristica, diciamo, l'informazione più interessante che emerge dall'elaborazione di Excelsior, che fa riferimento al punto difficoltà di reperimento, ovvero qui stiamo parlando di dirigenti, professioni ad alta specializzazione e tecnici, 1130 persone previste. La difficoltà di reperimento è dichiarata nessuna difficoltà per il 51%, mentre per un 25% è dichiarata difficoltà nel ridotto numero di candidati e per il 19% l'inadeguatezza dei candidati. Questo mi serve per dire un punto generale relativamente al tema del mismatching. Fatte 100 le offerte di lavoro provenienti dal sistema delle imprese, mediamente il 50% è di difficile reperimento. E questo 50% è fatto per 25 per ragioni demografiche e per 25 per ragioni di competenze. Le ragioni demografiche riguardano il ridotto numero dei candidati, cioè il fatto che ci siano pochi candidati disponibili, effettivi. E per il 25% per le competenze, quindi per la necessità di intervenire sulla manutenzione delle competenze. In questo senso l'elemento che emerge dalla considerazione sul mismatching è che per poter rispondere complessivamente al 50% di difficile reperimento è necessario intervenire da una parte con politiche che hanno a che fare o con la natalità o con le migrazioni e dall'altra con politiche che hanno a che fare con il miglioramento delle competenze. Qui possiamo andare avanti. La quarta caratteristica del mercato del lavoro nella nostra regione è la caratteristica demografica. Qui vado direttamente al punto. Nella nostra regione la stima della popolazione in età lavorativa, quindi 15-64 anni, 65, per il 2030 ci porta ad avere complessivamente un saldo negativo di 146.000 persone, 150.000 persone, fatto di 404.000, 400.000, 15-44 e 258 in più, 45-64. Questo è l'elemento, e stiamo parlando di una previsione fra 7 anni, quindi 2030 è dopodomani. Nel senso che il tempo per intervenire, per avere dei cambiamenti è un po' più lungo. Però questo ci dice che noi siamo inesorabilmente, o meglio, noi dobbiamo con maggior decisione prendere in mano la questione demografica, proprio per fare in modo che il nostro mercato del lavoro sia
sostenibile. Al di là degli aspetti legati al digitale, noi comunque una parte della nostra economia si basa sul turismo, sui servizi e lì diciamo, il digitale interviene marginalmente, nel senso che è il contatto con la persona che fa la differenza. Come vedete, anche negli stranieri, andando a distinguere stranieri e italiani, abbiamo delle situazioni di difficoltà, per cui dobbiamo intervenire in entrambi i fronti. Qui vedete in modo plastico il problema della nostra demografia, e cioè la base della piramide che si assottiglia, no? Vedete le generazioni che hanno 52, 56, 60 anni sono quelle che sono uscite dal baby boom degli anni 60, sono quelle più robuste, e la parte sotto sono le nuove generazioni. Dalla piramide dell'età emerge evidentemente un problema di sostenibilità delle nostre pensioni, nel senso che le pensioni vengono finanziate da chi sta lavorando, anche se in questo momento non è, come dire, particolarmente problematico il punto di equilibrio all'interno del sistema, però certamente il patto tra generazioni, che è un patto implicito, è l'elemento di novità rispetto al passato, sulla quale dovremo fare qualche riflessione. La quinta caratteristica è quando succede un cambiamento inatteso, il cosiddetto cigno nero, il Covid. Cos'è successo con il Covid? È successo che dal 23 di febbraio del 2020, come vedete, abbiamo perso più di 40.000 posizioni di lavoro, poi le abbiamo recuperate pian piano. Abbiamo avuto 700.000 persone su 2.100, 2.100.000, un terzo, anzi anche un po' più di un terzo, tenendo conto del 1,8 milioni solo dei dipendenti, 700.000 teste in cassa integrazione e con una riduzione delle assunzioni delle donne del 27%, dei giovani del 28%, un congelamento della disoccupazione a 140.000 persone come dato dell'Istat, e questa quinta caratteristica, emergenza Covid, ci fa pensare che potrebbero esserci altre emergenze. Infatti poi c'è stata l'emergenza guerra in Ucraina 2 anni dopo, con costi delle materie prime, inflazione che ancora ci stiamo portando dietro. Di conseguenza la presenza di cambiamenti esterni che ci obbligano a reagire in modo nuovo è sempre è un compagno di viaggio di questi anni. Cos'è successo dal Covid, quindi dal 2020 ad oggi? Qui vedete come sono andati i contratti di lavoro, cioè le posizioni di lavoro in termini di saldi, quindi di variazioni, rispetto a altri servizi in verde, commercio, turismo in giallo, costruzioni, manifatturiero e agricoltura. Qui vedete proprio le dimensioni in modo plastico in termini contrattuali, vedendo proprio quando abbiamo ripreso e poi i livelli della ripresa. I contratti che abbiamo considerato in questo caso sono i contratti a tempo indeterminato, l'apprendistato e i contratti a tempo determinato.
Qui invece vedete le tipologie contrattuali, quindi l'apprendistato in azzurro, lo stagionale in marroncino, il tempo determinato in verde e il tempo indeterminato in blu, con la linea rossa che fa invece il totale. È evidente la crescita importante dei tempi indeterminati nella nostra regione in termini di saldi. Il tema di missioni, no? Qui ho preso alcuni elementi di interesse che valeva la pena riportare in qualche modo all'attenzione. Allora, noi abbiamo fatto diverse volte analisi all'interno dei nostri strumenti sul tema delle dimissioni e l'idea delle grandi dimissioni, l'idea che proviene dal Nord America delle grandi dimissioni non ci è proprio propria, non sta dentro il nostro sistema. Come vedete, le variazioni delle posizioni di lavoro dipendente dal 2008 al 2022 in termini di dimissioni, più o meno siamo in linea con come eravamo nel 2008. Quindi non è che stiamo parlando di dimissioni, come dire, esagerate rispetto al passato. Siamo sostanzialmente in linea con quello che avevamo, un po' di più, ma non tantissimo. Se andiamo a vedere i tassi di ricollocazione, e cioè quanti si ricollocano dopo aver dato le dimissioni nella nostra regione, più o meno il 60% si ricolloca, 70-60% si ricolloca entro un mese. Quindi vuol dire che per noi le dimissioni hanno la caratteristica del cambio di lavoro, principalmente del cambio di lavoro. Quelli che non vediamo all'interno potrebbero essere o presenti perché essere andati in altre regioni e quindi noi non li registriamo, oppure perché magari hanno aperto partita IVA e quindi hanno fatto, oppure hanno smesso, magari sono vicini alla pensione e hanno smesso. Quindi non ci pare al momento una dimensione patologica. Quindi se vedete in blu c'è il tasso di ricollocazione entro 7 giorni e in marroncino entro 30 giorni. Insomma, entro 30 giorni si arriva, il 50% va comunque entro 30 giorni, per arrivare fino al 70%. Quindi al momento sul tema di missioni non ci sono segnali di preoccupazione, di patologie che ci sono, che sono nascoste. Qui vedete un dettaglio delle dimissioni dei rapporti a tempo indeterminato di lavoratori giovani e adulti e ricollocazione entro 7 e 30 giorni per qualifica della cessazione. I dati sono quelli che dicevo prima, quindi 60-70%. Entro 30 giorni le professioni intellettuali e dirigenti nel 2022 62%, tecniche 66%, impiegati 67%, nei servizi 53, 66 operai specializzati, 70 conduttori, professioni non qualificate 57, quindi sopra il 50. Dal punto di vista di come sono avvenute negli anni, di quante assunzioni e dell'evoluzione delle assunzioni anno per anno, vedete nel 2008 avevamo 752.000 assunzioni, 56.000 trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato e 726.000 cessazioni, in cui dentro nelle cessazioni ci sono anche la scadenza dei tempi determinati oltre alle dimissioni, con un saldo positivo di 25.000 come dire, tra entrate e uscite.
Nel 2022 ne avevamo 882.000 assunzioni con un saldo finale di 29.000, con una crescita importante, insomma, del 17% complessivamente. Comunque ogni anno più o meno si va dai 600 agli 800.000 assunzioni nella nostra regione. Per dire quanti sono, quanta gente viene assunta annualmente. Più o meno i numeri sono questi. I disoccupati invece, guardando i disoccupati dal punto di vista dello stock, di quanti sono i disoccupati iscritti ai centri per l'impiego nella nostra regione. Tenete conto che per leggere i disoccupati abbiamo almeno 3 modalità. La prima modalità è la rilevazione trimestrale delle forze lavoro dell'Istat, che dice quanti sono i disoccupati, cioè chi sta lavorando, sta cercando attivamente lavoro, e sono quei famosi 92.000 di prima, nel 2022. Questi sono invece i disoccupati complessivamente presenti nei nostri archivi, ed è la seconda misura. La terza misura sono i disoccupati che entrano dentro il sistema dei centri per l'impiego in un anno, che è la misura di flusso, poi la vediamo. Qui vediamo lo stock complessivo. Lo stock che potrebbe essere paragonato con quella famosa misura 92 più 94, insomma i 200.000 complessivi che dicevo prima, che potrebbe essere il perimetro su cui fare i ragionamenti dei disoccupati. Noi abbiamo complessivamente a fine anno 323.000 disoccupati, di cui 34.000 inoccupati, vuol dire persone che sono entrate in disoccupazione senza aver mai lavorato, quindi studenti, persone che non avevano mai perso un lavoro. Come vedete le femmine sono di più dei maschi, gli stranieri sono 86.000, non sono pochi, i giovani sono 71.000. Se andiamo a vedere l'anzianità di disoccupazione, sopra i 2 anni sono 134.000. Questo mi fa dire che se io tolgo i 134.000 che sono disoccupati più di 2 anni, più o meno raggiungo i famosi 200.000 che è il punto di vista dell'Istat. Però qui dentro noi abbiamo anche persone che non ci sono più, nel senso che dall'anagrafe non ci arriva l'informazione del decesso, non ci arriva l'informazione dall'INPS che sono andati in pensione, per cui quanti vanno in pensione non lo sappiamo, quanti aprono partita IVA non lo sappiamo, quanti sono disoccupati semplicemente per chiedere il ticket sanitario non lo sappiamo, cioè sappiamo perché ce lo chiedono, però è evidente che non è così scontato che un lavoratore, un cittadino che ha il diritto al ticket, all'esenzione del ticket sanitario, debba per forza fare attività di politica attiva con noi se magari non è nelle condizioni di poter lavorare. Questi 4 elementi sono 4 elementi critici che noi ogni anno segnaliamo o alla Regione per la parte dell'esenzione o allo Stato per la parte dell'integrazione dei dati tra anagrafe, INPS e Ministero delle Finanze e Agenzia delle Entrate, perché se noi potessimo avere quell'informazione probabilmente ridurremmo lo stock in modo almeno di un 20%, quindi andremo comunque ad avere un numero più ragionevole di persone da trattare, perché tenete conto che queste persone sono persone sulle quali noi abbiamo un'attività obbligatoria da svolgere, cioè le convochiamo, dobbiamo fare delle cose. Sul versante invece dei flussi, no? Quindi ogni anno quanti disoccupati entrano, diciamo che ogni mese noi ne abbiamo più o meno 14.000, che significa
12.000 disoccupati e 2.000 inoccupati. Ogni mese arrivano nei nostri uffici. Come vedete erano nel 2015 150.000, nel 2022 141.000. Se andiamo a vedere poi per titolo di studio, questi 141.000 ce ne sono 22.000 con la laurea, no? Di cui 7.690 giovani, adulti e senior. Quindi il fatto che ci siano 22.000 laureati disoccupati per noi significa che sono persone da, insieme chiaramente anche a tutti gli altri, da attenzionare rispetto alle politiche attive. Nella tabella sotto di destra vedete invece la provenienza in termini professionali, quindi 10.000 professioni intellettuali, impiegati e così via. Il totale relativo ai laureati e ai 22.500 laureati, più o meno. Quindi la tabella sotto esplode il valore dei laureati. Comunque, questa slide serve per dirci la terza modalità con cui si va a identificare i disoccupati, i flussi di disoccupazione. Quindi noi abbiamo il dato dell'Istat che ci dice 92.000 persone, lo stock complessivo di 300.000, diciamo al netto delle anzianità oltre i 2 anni circa 200.000 e il flusso che è di 140.000, parlo del 2022. Quindi nel 2022 sono entrate 141.000 persone e l'Istat ne ha rilevate 92.000. Come mai? Diciamo che il criterio con cui dovremmo fare i conti sulla disoccupazione non è statistico, ma è effettivamente delle persone che hanno necessità di essere aiutate ad un lavoro. E quindi il dato amministrativo, e cioè il dato dei centri per l'impiego, dovrebbe essere il dato su cui poi si va a fare la programmazione delle attività, no? Col dato statistico abbiamo un'idea di come sta andando e come ci confrontiamo con gli altri paesi. Il dato su cui andiamo a fare le previsioni dei nostri servizi tiene conto del dato di flusso, quindi 140.000 del 2022, e la nettificazione dei valori legati allo stock. Che caratteristiche, come sono fatti i nostri disoccupati? Questa slide dice sostanzialmente qual è la rappresentazione di chi ha perso il lavoro, no? Tenete conto che c'è un pezzo che sono inoccupati, cioè non ha mai avuto un lavoro, e poi ci sono i disoccupati. Noi abbiamo analizzato, abbiamo dato 4 titoli ai nostri disoccupati. Parto da quello più facile, il 9,7%, da non disturbare, cioè sono persone che lavorano prevalentemente nella stagionalità. Possono essere insegnanti, tenete conto che noi abbiamo quasi 50.000 insegnanti ogni anno a tempo determinato nella nostra regione, quindi non è che sono pochi. Oppure lavorano nel turismo, nel commercio dei servizi. Quindi diciamo un 9,7%, un 10%, sintetizzandolo, sono persone che continuano a fare il lavoro stagionale, a meno che non abbiano interesse a cambiare, a fare dell'altro, però fanno quel lavoro lì. Ci sono un 44% di persone che hanno perso il lavoro, hanno terminato il lavoro e che sono da ricollocare, con una probabilità di uscita nell'arco di un anno del 40% più o meno, e
per il 55% con un contratto a termine, quindi sono sia licenziati ma anche che hanno terminato il contratto, con donne e adulti al 60%, quindi legati molto alla manifattura, a quell'area lì, e che sono quindi da ricollocare, cioè da mettere nelle politiche attive in termini di ricollocazione. Poi abbiamo un 32% di precari in cerca di stabilità, che sono persone, il 50% con laurea e diploma, adulti al 55%, giovani al 41%, molti contratti a termine il 79%, con una probabilità di uscita nell'arco di un anno del 55%. Sono, diciamo, operano prevalentemente nel settore dei servizi e quindi tendono a una stabilizzazione. Il 14% invece sono un insieme di disoccupati, come dire, in pericolo, perché sono quelli legati al reddito di cittadinanza, donne al 74%, adulti e maturi al 90%, stranieri al 45%, con una probabilità di uscita del 20%, molto, molto ridotta. E quindi sono, diciamo, tutta l'area che ha a che fare con sociale e lavoro come area di politiche attive. Questa rappresentazione ci dice sostanzialmente quali sono le tipologie dei nostri disoccupati e di conseguenza in che modo intervenire. Tenete conto che con il programma GOL l'intervento che viene fatto è proprio attraverso il PNR di aiuto alla ricollocazione, di upskilling, quindi di aggiornamento, di reskilling, di cambiamento professionale, e il quarto cluster riguarda invece sociale e lavoro. Qui vedete in sintesi alcuni dati relativi alla disoccupazione, in cui abbiamo una probabilità di uscita del 44%. Le donne sono il 57%, i giovani il 28%, stranieri il 24%, quindi 1 su 4 disoccupato è uno straniero, licenza media il 40%, il licenziamento come rapporto precedente era per il 23%, le dimissioni un 10%, il contratto a termine in termini di termine del contratto di lavoro per il 60%, vedete in termini di distribuzione sui settori, manifattura il 10%, ingrosso e logistica l'8%, servizi turistici il 2%, altri servizi il 22%. Rapporto precedente stagionale, sì, il 13%. Quindi ci dice quali sono, come dire, qual è la fisionomia dei nostri disoccupati. Se vado a vedere le skill, per il 57% sono medie, e il 51% il rapporto precedente con un contratto a tempo determinato, e poi andiamo avanti. Allora, questa slide invece descrive gli effetti delle politiche attive nella nostra regione. Abbiamo ripreso le politiche attive, diciamo, pre-GOL e pre-PNR, e in particolare abbiamo evidenziato l'assegno per il lavoro, garanzia giovani, il reddito di cittadinanza e il tirocinio, che sono quelle più robuste. La cosa interessante di questo flusso è che descrive i mesi, quindi da 0 a 33 mesi, e la probabilità di placement duraturo come effetto delle politiche. Il placement duraturo vuol dire almeno 6 mesi di contratto di lavoro, tecnicamente. Come vedete, garanzia giovani, quella con i pallini verdi,
oppure l'assegno per il lavoro viola, oppure anche il tirocinio in arancione, a 33 mesi hanno probabilità di occupazione dell'80%, a 12 mesi più del 60%. Vuol dire che le nostre politiche tendono a mettere al lavoro almeno per il 60% nell'arco di un anno le persone a cui vi partecipano. Anche il reddito di cittadinanza, che ha caratteristiche di debolezza in genere della persona, dovuta sia a titoli di studio, quindi a istruzione bassa, e a esperienze di lavoro molto spezzettate, anche reddito di cittadinanza, vedete, a 12 mesi la probabilità di occupazione è del 30%, a 33 mesi del 40%. È evidente che per ognuna di queste politiche le correzioni che in genere vengono poste sono appunto legate alla finalizzazione occupazionale. Qui riprendo alcune caratteristiche strutturali del nostro sistema. Stiamo parlando di dati di analisi fatte prima della pandemia, però sono, diciamo, abbastanza in linea anche con le prime stime che pubblicheremo. Ecco, il dato importante è che quando uno entra in disoccupazione nella nostra regione, entro un anno la probabilità di ricollocazione è del 64%, entro un anno. Questo dice da una parte che il sistema economico è un sistema che funziona, cioè che produce occupazione, dall'altra che c'è anche un sistema di servizi al lavoro e di politiche attive che sostiene l'accesso al lavoro. Questi sono i dati invece di reingresso nella disoccupazione, quindi a 5 anni la probabilità per la Corte relativa insomma, è del 49%, quindi la probabilità che dopo 5 anni uno sia ancora disoccupato è alta su una singola Corte e pone problemi appunto di disoccupazione di lunga durata, ma anche di verifica delle informazioni che dicevo prima, e cioè sono persone che vanno in pensione, piuttosto che sono persone che hanno bisogno di servizi diversi da quelli che riguardano l'inserimento al lavoro. Sono le conclusioni, una breve riflessione sull'inserimento al lavoro dei giovani. Come entrano nel mercato del lavoro della nostra regione i giovani? Beh, innanzitutto entrano in termini di contratti di lavoro in quel modo lì. Il 48% a tempo determinato, il 24% in apprendistato, il 12% con contratti in somministrazione di manodopera tramite agenzia e il 16% a tempo indeterminato. I settori, come vedete, in testa c'è il commercio e tempo libero e via via trovate tutto il resto. Quanti sono i giovani che si inseriscono mediamente al lavoro? Un terzo delle assunzioni, le famose 40-50 mila persone al mese, gli 800.000 in un anno, il 30% sono giovani, under 30, mentre a tempo indeterminato un po' di meno. Quindi sopra vedete dal 2008 era il 40%, il 2021 era il 37%, quindi robusto come numero, come presenza di giovani che entrano, mentre il tempo indeterminato nel 2021 era del 23% come incidenza. Stesso. Ecco, rispetto invece due parole rispetto ai servizi al lavoro.
Questa è la mappa che descrive la presenza dei centri per l'impiego nella nostra regione e come dicevo i disoccupati che noi trattiamo, quindi la stima più semplice, i 200.000 che potrebbero essere oggetto dei nostri servizi, il 60% non ha competenze digitali. Quindi una certa attività di incontro e di servizio secondo modalità digitali non la possiamo fare semplicemente perché o non hanno le competenze o non hanno gli strumenti. All'interno del sistema di Veneto Lavoro il portale Click Lavoro Veneto è il punto su cui, il punto di accesso su tutte le informazioni e soprattutto su tutti i servizi. Un paio d'anni fa abbiamo avviato anche l'assistente digitale e questo ci ha permesso di favorire l'informazione soprattutto agli utenti digitali. Dentro il sistema l'utente trova anche il centro per l'impiego online dove può gestire di fatto tutti i servizi se è in grado in modo digitale. Le attività che noi svolgiamo principalmente fino a 3 mesi facciamo attività di informazione online e offline, quindi forniamo delle occasioni di incontro per rimettersi in gioco e poi partiamo con le politiche attive, nel senso che le persone vengono assegnate alle proposte di politica attiva presenti nel sistema territoriale attraverso la presenza dei soggetti privati. Parallelamente noi svolgiamo le attività di incontro a lavoro, cioè di fiere del lavoro sistematiche, ne abbiamo fatte più di 66 nel corso del 2022, quasi 3 ogni settimana. Sono fiere del lavoro aziendali, territoriali oppure settoriali, con cui abbiamo rimesso in evidenza, lo scopo principalmente è mettere in evidenza la possibilità di trovare occupazione nella nostra regione attraverso anche il canale dei centri per l'impiego. Noi alle imprese diciamo sempre che dovrebbero avere più cura di tenere presente tutti i canali di reclutamento, oltre i propri canali, le agenzie specializzate e anche il sistema dei centri per l'impiego. Con il lavoro al centro, con il webinar Il lavoro al centro, abbiamo creato di fatto una piattaforma di informazione continua per i nostri disoccupati e per le imprese, per cui regolarmente diamo informazione sul collocamento mirato, sugli incentivi all'assunzione, sui servizi alle imprese, sull'orientamento, i servizi al lavoro e le politiche attive per i lavoratori e poi i servizi per i giovani. Per quanto riguarda invece le vacancies, noi all'interno del sistema di Click Lavoro abbiamo la possibilità di verificare le offerte di lavoro disponibili. Ogni mese noi mettiamo a disposizione più o meno tra i 5.000 e i 6.000 posti di lavoro. Questo è un esempio di figure professionali presenti su Padova, con il dettaglio anche dell'offerta di lavoro. Quindi il nostro obiettivo principalmente nell'ambito del servizio alle persone è di innanzitutto metterle in contatto con le offerte di lavoro che sono disponibili nel nostro sistema, promuovere anche le offerte di lavoro di altri sistemi e, in assenza di disponibilità di candidatura, partire subito con le politiche attive, che significa nel caso attuale l'inserimento all'interno del programma GOL sui 4 cluster previsti, e cioè per chi è nelle condizioni di essere ricollocato, per chi è opportuno faccia un'attività di upskilling, di crescita professionale, oppure di reskilling, oppure che ha problemi legati a sociale e lavoro. Queste sono le 4
caratteristiche principali del programma GOL nel PNR. Io mi fermerei qui. Possiamo mettere su il sito? Vi faccio vedere anche il sito di Veneto Lavoro, così, ecco. Nel sito di Veneto Lavoro trovate in testa Osservatorio Mercato del Lavoro, nelle pubblicazioni e negli studi vedete questa lista. La bussola è un prodotto che noi facciamo mensilmente. Il mese di aprile è uscito la settimana scorsa e in modo rapido, in tutto sono 17 pagine, noi raccontiamo quello che è accaduto fino al mese precedente. Ed è interessante perché permette di capire subito come sta andando. Il sestante è trimestrale e serve per aggiornare anche le banche dati, per cui quando esce il sestante anche le banche dati navigabili sono tutte aggiornate al trimestre precedente. Quindi chi ha interesse a vedere poi i dati dell'occupazione e della disoccupazione secondo le varie caratteristiche lo può vedere immediatamente. Le crisi aziendali invece fa riferimento all'attività che viene svolta dall'unità di crisi. Poi la clessidra è un rapporto congiunto che facciamo con Unioncamere e che descrive trimestralmente, semestralmente, mette insieme i dati del lavoro e dell'economia. Sui tartufi e sulle misure trovate invece degli approfondimenti specifici di volta in volta che riteniamo utili. Per esempio recentemente abbiamo fatto un approfondimento sui tempi determinati e abbiamo in qualche modo presentato che, fatto 100 i contratti a tempo determinato nella nostra regione, metà sono legati alla stagionalità principalmente e metà invece sono legati a sostituzioni. E abbiamo evidenziato come nell'ambito dei tempi determinati solo l'1% supera i 12 mesi di contratto. Quindi anche nell'uso del contratto a tempo determinato non ci pare di ravvedere nessuna patologia particolare di un uso eccessivo del contratto a tempo determinato, almeno fino adesso. E basta. Quindi, insomma, vi segnalo in particolare la bussola, il sestante, le misure e i tartufi e la clessidra come punti su cui restare aggiornati. Prego. Qualcuno? Ecco. Come sempre molto bello ascoltarti. Ho il privilegio di ascoltarti spesso. La prima questione che voglio porti è questa. Rispetto alla modalità d'accesso dei giovani all'occupazione, salta all'occhio come la prima via sia quella del contratto di apprendistato e si rileva evidentemente un favore questa regione, ma è una tendenza generalizzata del contratto di apprendistato rispetto al contratto di formazione e lavoro, il cui destino appare in declino, comunque una forma desueta di accesso al lavoro dei giovani. Vorrei capire da te perché, per l'appunto, quali sono le ragioni strutturali del favore dell'affermarsi del contratto d'apprendistato rispetto appunto al contratto, l'antico contratto di formazione e lavoro, che era quello che ai tempi nostri, insomma, rappresentava la modalità d'accesso dei giovani al mondo del lavoro più diffusa. Altra cosa,
Rispetto alla questione del mismatching, dunque, mi ha impressionato il dato, ahimè noto, insomma, delle due cause fondamentali del mismatching. Da una parte il calo demografico, dall'altra la questione delle competenze. Come questi due elementi vengano presi in considerazione dalla regione, dalla nostra regione, nella definizione delle politiche di promozione dell'occupazione al momento e allo Stato e nelle prospettive future? Sull'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, devo dire che in questi ultimi anni la prevalenza è stata il contratto a tempo determinato. Anche l'apprendistato poteva essere molto più robusto, non lo è stato probabilmente perché l'ingresso è fin troppo veloce in azienda, sia nell'industria che nei servizi. Di conseguenza la trasformazione è agile, tant'è che molti dei contratti in apprendistato vengono superati attraverso il passaggio con il tirocinio, che poi diventa un'assunzione a tempo determinato. Questo però è un elemento negativo, perché l'apprendistato comunque il messaggio che dà il contratto in apprendistato è che la previdenza viene cominciata a gestire da subito, e quindi il problema della pensione futura che avrò comincio a trattarlo come giovane oppure come famiglia che ha in carico il giovane da subito. E io credo che il tema dei contratti, tra cui anche il contratto di formazione e lavoro, che alla fine è scomparso semplicemente perché c'erano delle alternative più semplici, l'apprendistato e il tempo determinato e il tirocinio. Invece il contratto di formazione e lavoro, io lo penso per esempio nella pubblica amministrazione, può rappresentare uno strumento, un veicolo interessante, proprio perché in questa fase avere un tempo adeguato di formazione al ruolo può essere l'elemento vincente per convincere un giovane di scegliere la pubblica amministrazione invece di altro, no? E anche perché spezzo una lancia a favore della pubblica amministrazione. È evidente che se ci sono in ballo delle riforme da fare, nell'ambito dei servizi al lavoro per esempio, noi abbiamo assunto nel 2020, siamo stati la 6ª azienda ad assumere persone nel Veneto, e nel 2023 saremo lo stesso la 7ª, perché abbiamo già assunto 200 persone in quest'anno. È evidente che se si vogliono supportare le riforme nel lavoro, per esempio, garantendo a tutti di essere aiutati nei servizi al lavoro, oppure in altre riforme dove necessita un controllo e un'azione promozionale nostra, è evidente che ci vuole una pubblica amministrazione che funzioni. Se si vogliono fare riforme ci vuole una pubblica amministrazione che funzioni, almeno dal punto di vista della capacità di leggere la realtà e di verificare gli effetti delle politiche, no? Il fatto che noi siamo in grado di dire se una politica sta funzionando oppure no, immediatamente ci dice che è utile, per cui non viaggiamo nella nebbia, abbiamo ben presente dove stiamo andando. Allora, in questo senso io credo che il contratto di formazione e lavoro, almeno nella pubblica amministrazione, sarebbe interessante riprenderlo. La partita dell'apprendistato è un problema culturale, cioè io credo più messa dentro il tema del welfare, e cioè della pensione e della sanità complementare. Io credo che la vera questione sia quella lì, e cioè di mettere in evidenza maggiormente le ragioni
le ragioni del welfare in questo momento. Lo dico anche perché abbiamo fatto il Welfare Day la settimana scorsa, per cui abbiamo discusso in lungo e in largo su questo tema, ma questa è una questione delicatissima. Sulla vicenda invece del mismatch, come avete visto dai nostri dati, noi abbiamo come dire, il 60% si rioccupa nell'arco di un anno dei disoccupati, quindi chi rimane fuori in genere o ha problemi di aggiornamento per essere inserito rapidamente in carriere stabili, come può essere appunto i laureati, oppure è tutto quel mondo di basse qualifiche e di età magari anche un po' avanzate, oppure di giovani però che hanno sbagliato i percorsi di studio, penso ai 20.000 laureati che abbiamo a disposizione nella disoccupazione, ai quali con il programma GOL del PNR, che di fatto è una rivisitazione delle politiche che già si facevano nella nostra regione, si va a definire meglio due elementi: una classificazione dei disoccupati e le relative misure. Per cui già dire che un disoccupato attraverso un'azione di profilatura che noi facciamo in genere un'ora e un quarto di lavoro su un sistema creato dalle regioni e dall'ANPAL, dallo Stato, dal Ministero, con cui noi definiamo il profilo del nostro disoccupato, che può essere definito in 4 modalità: immediatamente disponibile al lavoro, pronto per lavorare, che ha bisogno quindi di un supporto alla ricollocazione, che ha bisogno invece, secondo, di crescere dal punto di vista professionale, o terzo, ha bisogno di rivedere completamente il proprio percorso professionale, deve cambiare mestiere, oppure ha problemi legati alla combinazione sociale-lavoro, per esempio povertà e competenze. Già con questo passaggio di GOL e quindi con la ridefinizione delle politiche precedenti in chiave nuova, noi abbiamo affermato questa tipologia di intervento: ricollocazione, quindi ti aiuto a rimetterti in gioco, upskilling, reskilling e sociale lavoro. L'aspetto interessante complessivamente dei sistemi delle politiche attive è che il rimborso viene dato prevalentemente a risultato, per cui nel caso della ricollocazione il rimborso della politica avviene nel momento in cui la persona inizia a lavorare e ha un lavoro duraturo almeno di 6 mesi. Ecco, già aver conquistato questo principio del rimborso prevalentemente a risultato, perché una parte di formazione devo comunque riconoscerla come costo, è stato per esempio una vittoria del programma Garanzia Giovani. No? Quando si parla male di Garanzia Giovani bisogna ricordarsi che qualche risultato positivo c'è stato, in particolare aver impostato il rimborso delle politiche con la logica del risultato. Ecco, tenete conto che nella nostra regione la presenza di Veneto Lavoro, che fornisce i servizi e ha le informazioni sull'accesso al lavoro e sull'accesso alle politiche, permette a Veneto Lavoro e alla regione di disporre tempestivamente del monitoraggio sulle politiche. Io qui ho la bozza del programma su GOL, del monitoraggio su GOL, che nel giro di una settimana uscirà, che comincia già a dire come sta andando una politica che è iniziata a luglio dello scorso anno, che di fatto ha iniziato a dicembre, a gennaio, a erogare i primi servizi. Ecco, da questo punto di vista per noi è fondamentale monitorare quello che sta accadendo, a partire dai dati amministrativi, quindi senza inventarsi robe nuove, rilevazioni particolari. Prendiamo i dati che abbiamo e li utilizziamo al meglio. Questa è un po' la caratteristica di Veneto Lavoro sul monitoraggio delle politiche.
Sì, allora, precedentemente lei aveva detto che bisogna prendere in mano la questione demografica. Allora, volevo sapere anche grosso modo quali erano i tassi di occupazione maschile e femminile negli anni in cui c'era il baby boom e quindi dove non c'era una questione demografica. Grazie. Sui tassi non saprei dirle. Le posso dire che invece della complessità del tema, nel senso che per intervenire diciamo, sulla fecondità e quindi arrivare ad un livello almeno pari alla Francia, noi siamo 1,2 tasso di fecondità femminile, in Francia sono 1,7, 1,8. Ci vogliono insomma, un po' di anni, ci vogliono, insomma, nel senso che sono necessari provvedimenti di supporto alla natalità. L'altra pista è invece degli interventi rispetto ai flussi migratori. Sui flussi migratori bisogna sempre distinguere le due esigenze. Ci sono esigenze, diciamo, di migrazione per ragioni economiche, e lì bisogna, come dire, non è difficile l'impostazione, e poi vi dico come si faceva, come fanno i paesi che... E poi ci sono invece le migrazioni per ragioni umanitarie. Bisogna distinguere umanitarie ed economiche. Sulle umanitarie non dico niente perché è un problema, come dire, di sicurezza. Sull'economica il problema è che è necessario disporre di accordi e di collaborazioni paese Italia con il paese di provenienza che nel tempo garantiscano il costo del cosiddetto brain drain, nel senso che se io porto via dei giovani diplomati o laureati da un paese, dalla Tunisia, dal Marocco, dall'Egitto, comunque io devo fare i conti in termini di cooperazione e di collaborazione su quella cosa lì. Dico questo perché con la vicenda del personale sanitario, infermieri e OS, ci sono paesi che normalmente consentivano l'uscita per venire in Italia che hanno bloccato per ragioni evidentemente legate alla pandemia, per cui non potevamo più beneficiare di quei flussi tipo l'Albania oppure il Sud America. Questo per dire che la collaborazione tra paese e paesi, tra paesi nell'ambito della migrazione per ragioni economiche è un lavoro. Noi su questo siamo un po' a rilento, cioè altri paesi, penso alla Germania, è molto più sul pezzo. Per esempio recentemente hanno modificato le norme sull'immigrazione e le ambasciate sono diventate punti di raccolta, di reclutamento. Da noi non è proprio ancora così. Allora, da questo punto di vista è un problema di come si vuole impostare la cosa. Noi in passato, ricordo nel 2005, quando nella mia prima esperienza a Veneto Lavoro, utilizzammo molto il cosiddetto titolo di prelazione, cioè la possibilità di andare extra quote attraverso meccanismi di presentazione delle offerte di lavoro al paese di provenienza, definendo degli accordi in modo tale che ci fosse la garanzia che le persone coinvolte imparassero la lingua italiana attraverso la Dante Alighieri presente in tutte le ambasciate, e soprattutto che entrassero in flussi legali con il paese di provenienza. Io ricordo queste robe qui le facevamo con la Moldova, con la Serbia, con tutti i paesi nuovi. E quindi è possibile, il problema è che è un lavoro da fare.
Allora io ringrazio Tiziano Barone per questa densissima relazione che penso sarà un viatico per i nostri lavori dei mesi prossimi. E congratulazioni e complimenti per tutto il lavoro che fate per il sito, che è una miniera per noi di informazione continua. Io ricorderei, così potete già segnarvi, il lunedì 19 giugno e lunedì 3 luglio, dopo pranzo, in modo da dare maggiore accessibilità anche in presenza, i 2 incontri sul copertura della spesa, copertura delle leggi, articolo 81, eccetera. E così cominciamo anche il secondo ciclo. Grazie ancora di tutto il lavoro, grazie per chi ha partecipato anche da remoto.